Salve a tutti, vediamo ora che cosa è uguale la potenza elettrica. Quindi cominciamo così: la tensione, per definizione, il lavoro compiuto dalla forza elettrica sulla quantità di carica per ogni unità di carica spostata. Quindi il lavoro che la forza elettrica compie per ogni unità di carica, quindi il lavoro fratto la carica. Poi possiamo invertire questa formula e troviamo il lavoro e la tensione per la carica. E quindi adesso possiamo scrivere la potenza anche nel caso meccanico, ma anche qui nel caso elettrico, è il lavoro diviso il tempo impiegato per compiere quel lavoro. Qui al posto del lavoro A mettiamo U per E fratto T, e E fratto T sarebbe la carica diviso il tempo e proprio la corrente, perché la corrente ci dice quanto velocemente si muove la carica. Quindi abbiamo la tensione, troviamo questo, che la potenza elettrica è la tensione per la corrente, P e U per I. E da questo abbiamo anche un legame tra unità di misura: la potenza si misura in watt, la tensione si misura in volt e la corrente si misura in ampere, quindi watt e volt per ampere, che può servire da qualche altra parte per trasformare l'unità di misura. Adesso abbiamo questa formula, possiamo scriverla in altre due forme, come usando la legge di Ohm. La legge di Ohm ci dice che U R per I, se la invertiamo, I è U fratto R, quindi dentro questa formula una volta sostituiamo U, una volta sostituiamo I. Se sostituiamo U abbiamo R per I, RI al quadrato, e se sostituiamo I con U su R abbiamo U per U fratto R, abbiamo U al quadrato fratto R. Quindi queste sono altre due forme in cui possiamo scrivere questa usando la legge di Ohm. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.